Francesco La Rosa, 43 anni, noto alle forze dell'ordine ed indicato come esponente di spicco dell'omonimo clan di Tropea nel Vibonese, è stato gravemente ferito con 2 colpi di pistola che lo hanno raggiunto alla spalla e alla schiena. Il fatto è avvenuto verso l'1 di questa notte in una via del centro abitato di Vibo Valentia, mentre il presunto boss viaggiava a bordo di un motorino. È stato raggiunto da 2 persone su una moto di grossa cilindrata che hanno sparato diversi colpi di pistola calibro 38. L'uomo è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita. Il titolare di un circolo bar di Careri, SG, 34 anni, è stato arrestato dai finanzieri del gruppo di Locri per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un normale controllo sui videopoker è stato il fiuto del pastore tedesco Hub dell'unità cinofila ad indirizzare con decisione i finanzieri verso il bagno del locale. All'interno, occultati nella colonna del lavandino, i militari hanno trovato 37,3 grammi di marijuana e 9,7 di hashish. Sono trascorsi 40 anni da quando, il 16 agosto del 1972, vennero trovati i bronzi di Riace. Con il passare degli anni hanno conquistato l'attenzione del mondo intero. Le statue si trovano nella sede del Consiglio regionale della Calabria a Reggio, dove sono stati trasferiti per i lavori di ristrutturazione del museo. In 3 anni hanno ricevuto la visita di 300.000 turisti. La soprintendente per i beni archeologici, Simonetta Bonomi, sostiene che per Natale torneranno nuovamente a casa. Città deserta in tutta la Calabria per il tanto atteso Ferragosto. Già dal fine settimana scorso molte persone hanno lasciato i maggiori centri urbani per recarsi nelle principali località di mare e della montagna. Affollatissime le spiagge della costa ionica e tirrenica, numerosi anche coloro che hanno scelto la campagna. Nell'estate della crisi, che mette un freno alle vacanze e fa partire solo 4 italiani su 10, l'agriturismo tiene soprattutto a Ferragosto. Tra venerdì 10 e giovedì 16 agosto le presenze stimate nelle strutture ricettive in campagna sfiorano le 450.000 unità, tra chi sceglierà di immergersi nel verde per il lungo weekend e chi si recherà in fattoria soltanto per il pranzo dell'Assunta.